Musile di Piave celebra il suo patrono San Valentino con una serie di iniziative, una festa che punta a diventare sempre più un richiamo non solo per i cittadini di Musile ma per tutto il territorio. Lo fa con una fiera dedicata agli sposi, con il tradizionale mercato nelle vie del centro, il mercato delle arance, e con tante iniziative, tra cui anche il Luna Park più grande con varie attrazioni nella zona degli impianti sportivi, una delle novità di questa edizione. La festa proseguirà anche domenica 18, tra le curiosità anche la premiazione della coppia di sposi più longeva, ben 67 anni insieme, per la signora Maria Berton e per il suo sposo Severino Dalla Torre. Abbiamo visto una piazza bella gremita, di bancarelle e profumata, perché ci sono queste arance che sono proprio la nostra caratteristica. Col Teatro delle Arance tante iniziative, oggi pomeriggio premieremo la coppia più longeva come tutti gli anni, andremo a fare gli auguri ad una signora centenaria che proprio oggi compie 100 anni, quindi insomma tante belle cose a Musile, una festa che è attraente anche per i comuni limitrofi, per i cittadini dei comuni limitrofi. Si respira aria d'amore, oggi aria d'amore e di arance, con l'acqua di San Valentino che abbiamo fatto fare appositamente per l'occasione, che appunto ha questa nota un po' speziata abbinata all'arancio. Inaugurazione di Valentino Wedding, terza edizione di questo bellissimo evento che coinvolge tante attività produttive della zona. Infatti io fin dall'inizio l'ho definita una fiera a chilometro zero, che vuole proprio valorizzare le attività produttive, commerciali e imprenditoriali che sono in qualche modo legate al mondo del wedding, dove c'è un indotto davvero molto interessante. Sabato 17 febbraio chiuderemo questa carrellata di eventi dedicati all'amore e agli sposi con Defilé Valentino, seconda edizione, quella di quest'anno, e anche qui una sfilata di moda che vede protagoniste le attività del nostro territorio.